Buonasera, buon lunedì, bentrovati come sempre a Corner. Siamo qui per diciamo approfondire i temi che in qualche modo abbiamo anticipato oggi durante Anteprima Corner con Alessandro Vagliasindi, che ritroviamo in studio. Grazie Alessandro, buonasera anche a te. Buonasera a voi. Allora, grazie anche ad Angelo Patanè. Grazie a te Angelo, io sono già a Salerno con la testa, non sono più qui con te. Devo ringraziare Max Velotto. Buonasera a tutti. E l'inquadratura doppia ci svela che è tornato a trovarci in studio. Volevo lasciare per ultimo su questo tavolo Maurizio Pellegrino. Grazie Maurizio. Grazie a voi per l'invito. Un piacere riaverti di nuovo insieme a noi. Una persona straordinaria, Maurizio. È un amico di sempre. Ma non solo, persona, caratteristiche, come tecnico, lo spessore umano di Maurizio. Mi permetti di salutare Giulia sì, dopo non ci dobbiamo fidanzare, Maurizio, ci conosciamo da troppo tempo, però ti voglio proprio bene. Grazie. Giulia. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Vi ricordo il numero per interagire con noi è 342 771 2855. Se faccio tutti questi complimenti a Giulia, la cosa può essere equivocata. Invece li faccio a Maurizio. Quindi tutto a posto. Insomma, allora facciamo così. Noi rivediamo la partita di ieri, una partita che ha portato 3 punti, ma ha lasciato però un retrogusto un po' strano, soprattutto perché il rischio a tempo abbondantemente scaduto c'è stato di perdere altri 2 punti. Vediamo il montaggio di Massimo Ceraulo. Squadra che Toscano ha deciso di mettere in campo, l'abbiamo raccontata, l'abbiamo commentata, sottolineata dallo studio insieme ad Alberto Cicalini, Angelo Gagliano e Saro Foti. Calcio d'inizio a favore del Catania. Giuliano che fallisce clamorosamente un gol con D'Agostino dopo che De Rosa aveva battuto dai 22 metri, 23 metri, si era disteso. Sembrano aver preso fiducia i giocatori della Giuliano, che trovano un lancio e poi la possibilità di andare alla gol che non arriva. Dal limite dell'area di rigore brucia i guantoni di Dini, che si tuffa, respinge al lato. Catania con Ponzi, con Bruzzanetti lungo l'auto di destra, mette un pallone al centro, non riesce a girarsi. Il gol del Catania, il ballo e poi da Ausilio che mette il pallone in fondo al ma è stato fondamentale il lavoro sia di Bruzzanetti che di Forte. Ha fatto una grande giocata Forte. Che giocata quella del Catania, di forza, di prepotenza, ha fatto sentire il suo peso. Cattiveria quella della Catania. Quello che era mancato nel primo tempo, il peso dentro area. Giuliano guadagna un calcio di punizione, battuto però corto, stretto il tiro, si perde direttamente oltre la linea della fondo. Pallone che viene calciato dalla bandierina, limite dell'area di rigore, in the box. Mamma mia, cosa ha sbagliato? Marchisano, cosa ha sbagliato? 7 di recupero concessi, l'arbitro fischia 3 volte e con una grande, enorme paura che abbiamo avuto sull'errore, sull'atteggiamento da cannibale del gol di Marchisano, che si divora il gol del pareggio. La Catania riesce a superare una partita difficile come quella che ha dovuto affrontare con il Giuliano. Allora, il racconto della partita in 2 minuti circa, poco più. Se l'è proprio divorato Marchisano, che paura. Un terzino. Ci siamo guardati tutti allo stadio, Alessandro era con le mani ai capelli,
Io no. no. Tu su quelli di Carlo, Esatto, le mani. Marco Carli era disturbato dall'idea di dover commentare un pareggio, però sono segnali importanti, così come il gol che prende la Salernitana da 50 metri e poi non riesce a pareggiare. Allora, volevo andare da Maurizio subito per avere una sua idea, non solo della partita di ieri, perché la partita di ieri poi insomma, è una sorta di specchio di quella che è stata ed è quella che è la stagione del Catania. Un Catania, dobbiamo dire, che in casa ha comunque fatto davvero non bene, ma strabene, perché è la squadra che in questo momento ha fatto più punti in assoluto, sono 41 se non dico male i punti del Catania in casa, 38 quelli del Benevento, ma che comunque deve ancora giocare, esattamente, quindi, senza subire gol. Senza subire gol fra le altre cose, quindi da questo punto di vista non si può rimproverare nulla al Catania. Forse manca qualcosina. Ma qualcosina bisogna guardarla da che punto di vista, nel senso che se guardiamo le ultime due prestazioni, Siracusa e Giuliano, chiaramente nel prossimo futuro ti rimane qualche dubbio, no? qualche incertezza. Se guardiamo però alle potenzialità, alle possibilità di questa squadra, ai suoi contenuti tecnici, a quelli fisici, insomma ha tutte le carte per poter svoltare in maniera determinante in questo campionato. Per me è la squadra più completa, è sicuramente la squadra forse non la più forte, ma quella che può e deve arrivare alla fine del campionato cercando di vincerlo. Chiaramente il Benevento in questo momento dimostra grande continuità di gioco, grande fluidità, grandi risultati, perché forse non è la prima partita che vince e rimonta, quindi anche quello è un segnale importante in questo campionato. Probabilmente queste due partite, Salernitana e Benevento, possono realmente dire e far capire insomma, in questo campionato il Catania dove può arrivare. Io Alessandro. mi collego a questo ragionamento di Maurizio per evidenziare che la differenza tra le due squadre, cioè Benevento e Catania, sta nel fatto che il Benevento ha lo stesso rendimento e prestazione sia in casa che fuori casa. Il Catania no. Questo racconta il campionato, questo raccontano le partite, che fin qui sono tante, 28, ci hanno detto settimana dopo settimana. Il problema, secondo me, è che il Catania, che ha sicuramente una rosa di primissimo livello, forse la più forte, ha ancora qualcosa di inespresso. Questa circostanza è colmabile a questo punto della stagione o è un canovaccio ormai, diciamo, perfetto, Ale, ti sei collegato proprio a quello che dicevo io, infatti ho lasciato questa forma di incertezza appositamente. Questo è un Catania che fino ad oggi, come diceva Angelo, in casa soprattutto, no, ha fatto grandi risultati e non ha subito gol. Quindi questa può essere, anzi è sicuramente una grande certezza. Dall'altra parte c'è invece si aspetta probabilmente che un Catania possa anche subire gol, ma che dia tanta continuità da un punto di vista di gioco, di fluidità di gioco, di spregiudicatezza per una squadra che deve vincere il campionato. Ecco, questo è un po' la forma che un attimino ti lascia in questa cerchia minima di incertezza, però adesso ci sono due partite fondamentali dove secondo me si vincono e si devono vincere con la prestazione, non pensando di non subire solamente gol, che è una grande capacità sia del tecnico che della squadra, ma perché questa è una squadra che ha anche questo tipo di caratteristiche: difesa solida, squadra che ti concede poco, squadra che specula anche tanto sull'errore dell'avversario, però forse non basta perché è il campionato che te lo sta dicendo, quindi in queste due partite probabilmente ci vuole sicuramente qualcosa in più. Angelo. La questione secondo me è anche un'altra. Il principio generale era come si arriva a Salerno e come si arriva a Benevento, cioè come si
il Catania arrivava a queste due partite che sono il nodo cruciale di questo campionato. C'è stato un momento, io ho avuto la percezione, ma è soltanto la mia personalissima percezione, che Toscano sia stato messo in dubbio. Le precedenti due partite avevano condizionato il rendimento della squadra, i punti persi, il mancato aggancio e soprattutto le mancate opportunità di poter ottenere 3 punti contro avversari modesti a cospetto di non risultati pieni da parte di Salernitana e Benevento. E lì c'è stato un momento in cui probabilmente Toscano è stato messo sotto la lente di ingrandimento e gli è stato dato probabilmente una mission. Vediamo come si arriva a Salerno e come si arriva a Benevento e poi tiriamo una linea per capire questa squadra come si comporta di fronte a questo numero di 4 partite, 2 in casa e 2 in trasferta, che non hanno bisogno di essere preparate, perché le 2 in casa le devi vincere, punto. Le 2 in trasferta devi fare la prestazione e il risultato. Il Catania sta arrivando a Salerno sull'onda lunga di 2 vittorie, una convincente ma contro una squadra derelitta, è inutile stare qui a girarci intorno, e una fortunosa, ma anche questo fa parte del calcio, con delle lacune che sono tipiche di questa squadra. Primo tempo regalato agli avversari, secondo tempo la forza dei cambi, il modo di intendere il calcio di Toscano, che in casa ha ottenuto risultati brillanti, le seconde linee più forti delle prime, la scelta quindi di strappare la partita nei secondi 45 minuti e aspettare un po', bivaccare nel primo tempo. È ovviamente una scelta che in casa ha ottenuto risultati favorevoli, fuori casa assolutamente no, perché se il campionato il Catania lo perde, da primo in classifica lo perde proprio per questo atteggiamento. Ha dimostrato un'altra cosa il Catania, che contro Salernitana e Benevento ha vinto in casa e ha vinto contro la Salernitana nel momento migliore probabilmente della Salernitana, alti e bassi della formazione di Peppe Raffaele, che ovviamente da oggi non è più il tecnico della Salernitana. Mi dispiace personalmente per Peppe Raffaele, perché so in che contesto ho dovuto lavorare, al netto poi di responsabilità tecniche o tattiche, ma Peppe Raffaele ha la mia stima. Ricordiamoci, l'anno scorso è stato il miglior tecnico premiato della Serie C, quindi non si diventa Brocchi né Geni da un anno all'altro, né Brocchi da un anno all'altro, e tu lo conosci benissimo. E invece anche col Benevento era in un momento di forma importante e il Catania lo ha battuto. Salerno e Benevento sono 2 partite che non hanno bisogno di essere motivate, e forse l'handicap del Catania è quello di essersi così un po' seduto sugli allori delle precedenti partite e avere approcciato alle gare in trasferta con una sorta di superficialità, forse anche supponenza di poter ottenere con lo stesso metodo, cioè gioco in maniera sparagnina nei primi 45 minuti, poi tanto trovo la possibilità di andarmi a giocare la partita del secondo tempo, tanto ho una panchina pazzesca, posso attingere da lì con giocatori che possono cambiare il volto alla partita, non il volto tattico, ma il volto anche come ieri, no, emotivo alla partita, l'impatto alla partita. Salernitana e Benevento non hanno bisogno di sedersi, cioè, le squadre sanno perfettamente, Salernitana e Catania e Benevento, che dovranno approcciare questa partita nel miglior modo possibile, perché sul piatto della bilancia, al netto della retorica, ci sono davvero gli esiti di questo campionato, poi ci sarà davvero troppo poco tempo per andare a recuperare, e allora sull'onda lunga di questi risultati, entusiasmo relativo ma risultati ritrovati, il Catania secondo me approccerà a Salerno e a Benevento in modo totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle precedenti puntate. Allora, abbiamo tanto tempo per discutere, abbiamo anche analizzato... perché ho una chiosa sul ragionamento di Angelo. Dopo, la facciamo dopo, no, prima una volevo sentire... Chiosa o chiusa? No, chiosa. State tranquilli, volevo invece sentire il nostro Max, perché un giudizio va dato anche sull'operato del direttore di gara. Poi vedremo alcuni episodi da Moviola.
Sì, in un contesto di gara che comunque non ha fornito particolari difficoltà né agonistiche né tecnico-tattiche, un arbitro esperto del calibro di Cicco al quinto anno di Serie C non ha provato alcun tipo di difficoltà a dirigere questa gara. C'è qualche episodio che analizzeremo con più attenzione, nel complesso, come ho già detto durante diretta stadio, la prestazione è stata secondo me sufficiente. Giulia, preparati perché ricominciamo da te dopo la pubblicità, ci fermiamo a fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo in studio, come promesso ripartiamo da Giulia e dalle considerazioni ma anche dalle domande. Anche dalle tantissime domande. Iniziamo da Gabriele 72. Sarà piuttosto ardua l'impresa di far perdere alla Salernitana la sua seconda partita consecutiva in casa, a maggior ragione se ci sarà il nuovo allenatore, per cui possiamo solo sperare in una macumba contro il Benevento in quel di Potenza. Per il primo posto Aviru Tannicchia Ianca, come attraversare un ponte tibetano con un tir. Poi c'è una domanda per Patanesi, chiedono se hai notizie o comunque novità per Aloi. Beh, Aloi dovrebbe essere ancora nelle fasi di riabilitazione, saranno tempi particolarmente lunghi. Stagione finita, ovviamente in bocca al lupo ad Aloi, si è rimesso in piedi, ma per lui questa stagione, anche se dovesse esserci una coda, ma che noi sconfessiamo come principio, Aloi non sarà di questo campionato. Invece per Vagliasindi volevano sapere le condizioni di Caturano e di Forte. Allora, Caturano sarà disponibile per domenica. Forte domani pomeriggio farà gli esami strumentali per capire l'entità del problema al polpaccio destro che ha accusato ieri nel secondo tempo la partita col Giuliano. Comunque assai improbabile che possa essere disponibile per Salerno. Adesso una considerazione per tutti voi. Adesso che a Salerno è saltata la panchina, secondo voi il Catania parte più avvantaggiato o magari loro saranno più motivati? Maurizio, roba tua questa. Sei un uomo di calcio, sai come vanno determinate. Dobbiamo dire che la Salernitana ha ufficializzato in panchina Serse Cosmi. Il suo vice sarà Giuseppe Scurto. Quindi questo diciamo il passaggio da Raffaele a Cosmi. Cosmi, uomo di Faggiano. Uomo di Faggiano. Uomo sì. di Faggiano. Lo ebbe a Trapani in una stagione conclusasi con la sconfitta nella finale playoff, mi pare contro il Pescara, se ricordo bene. Esatto. Non allena da qualche anno, da 4 anni. Sì, Faggiano si fida molto di Cosmi, comunque Cosmi un allenatore esperto, un uomo sicuramente di calcio. Questo cambio viene fatto a Salerno. La Salernitana è una piazza importante, non è una piazza per vivacchiare. Non ci si può permettere di vivacchiare, tant'è la contestazione forte e assolutamente anche giusta, credo, visti i risultati contro proprio la Salernitana, contro la squadra per la sconfitta col Monopoli. Cosmi secondo me utilizzerà tutti gli strumenti necessari per cercare di ridare quantomeno, non dico entusiasmo, ma credibilità, perché mai come dire, non c'è migliore occasione per Cosmi che affrontare il Catania. È la sua occasione. L'occasione di Salerno, forse anche quella di Faggiano probabilmente, affrontare il Catania domenica e cercare di batterlo dopo aver cambiato l'allenatore con Cosmi in panchina è la grande giornata, e quindi secondo me questo cambio ovviamente è un cambio che può pesare, può creare delle difficoltà. E in ogni caso uno svantaggio per il Catania, non avendo riferimenti. Cioè non può esaminare una partita della Salernitana con Cosmi in panchina, e perché comunque tu mi insegni quando c'è un cambio tecnico tante inerzie negative vanno più o meno ad azzerarsi. Ma io credo che ormai le conoscenze delle squadre siano assolutamente evidenti, cioè non c'è più una fase di studio così analitico. Io penso che il Catania conosca bene la Salernitana, conosca bene le caratteristiche dei giocatori e viceversa.
Io credo che invece, non guardando ai riferimenti, ma guardando solamente alle proprie potenzialità, a quello che devi andare a costruire, a quello che devi andare a fare, credo che mai come questa volta il Catania debba costruire, debba fare una settimana pensando di dover improntare una gara facendo ritmo dal primo minuto e cercare di dettare tutta la partita fino alla fine. Maurizio è straordinario perché ha toccato il tasto che probabilmente dà la risposta a tante domande, a tanti interrogativi. Il Catania ha sempre preparato le partite in trasferta guardando gli avversari, ragionando sull'ottica degli avversari e utilizzando le contromisure sugli avversari. È come avere costruito settimana dopo settimana un abito sartoriale che a volte è venuto fuori bene, altre volte meno bene. Ma l'approccio al Catania è stato sempre quello di aspettare gli avversari, soprattutto fuori casa, sapendo in partenza come gli avversari avrebbero preparato la partita. Stavolta il re è nudo, squadra da Salernitana che non ha più alibi, Catania che non ha più riferimenti. Sì, conosciamo i giocatori, si sa quanto vale la capacità della Salernitana, dei singoli giocatori, ma non sappiamo come andrà a giocare. Io non penso che Cosmi rivoluzionerà poi tanto. Però vedi Angelo, questa volta il risultato è davvero importante. Non è solo ovviamente per i 3 punti che sono fondamentali, ma in prospettiva anche al Benevento. Cioè vincere a Salerno significa attestare realmente una prova qualcosa di muscoli. Assolutamente sì, quindi andare poi a Benevento con questo risultato in tasca. Come lo ottieni? Perché anche quello diventa importante. Come lo ottieni, Maurizio? Io sono convinto che l'allenatore, così come la squadra, oggi abbia analizzato un po' le cose che sono andate fino a questo momento bene rispetto a quelle che sono andate meno bene. Ma Salerno è una tappa fondamentale, perché lo dice il campionato, perché lo dicono i punti di distacco che hai oggi dal Benevento e perché lo dicono queste 2 trasferte. Maurizio, Questa è è più una fondamentale partita, Salerno che Benevento? Secondo me sì. Nella tua ottica? Secondo me sì. Sì. È molto io avrei più scommesso importante. il contrario, No. esempio, discutendo Io invece dico che il Catania, vincendo a Salerno, guarda le cose in maniera diversa, si aprono dei scenari, ma anche dei punti di vista, anche una mentalità, un qualcosa che ti porta poi ad andare a Benevento con grande fiducia, con grande spregiudicatezza, con grande serenità. Questo è quello che penso io, anche perché il Benevento oggi è una squadra che gioca e il Catania non ha niente da invidiare al Benevento, forse un po' meno obiettivamente da un punto di vista di gioco, ma come potenzialità non ha assolutamente niente di meno del Benevento. Quindi diventa fondamentale la partita di Salerno, proprio perché sono convinto che attraverso una vittoria, attraverso comunque un risultato importante a Salerno, il Catania possa fare benissimo a Benevento, perché il Benevento ti permette di poter far bene. Invece pensavo che il rischio e l'utilità di questa Salernitana era proprio il fatto che il Catania doveva preparare una partita pensando di impostare la partita, non subirla, aspettare e reagire. Mentre col Benevento il Catania sa perfettamente come gioca, sa chi sono gli 11 titolari, sa qual è l'espressione del gioco al Benevento. Il rischio che si poteva correre e si può correre è che il Catania prepari la solita partita a specchio, vero, con motivazioni diverse, con atteggiamento diverso, con impianto diverso, ma sempre una partita a specchio. Contro la Salernitana, con l'arrivo di Serse Cosmi, del quale poi magari parleremo in termini generali, certo, perché reputo che sia davvero una trovata pubblicitaria quella di Serse Cosmi, con tutto il rispetto che ho per Serse Cosmi, sia chiaro, ma questa è davvero una bella trovata pubblicitaria, cioè trovare un allenatore che sta lì 4 mesi, non avrei, insomma, i nomi che circolavano erano allenatori di una certa levatura, Pasquale Marino. Angelo, però mancano 4 mesi alla fine del campionato, forse anche di meno, sai, è difficile trovare un allenatore che possa accettare. C'è anche forse un fattore ambientale che richiede
magari personaggi come Cosmi Esatto. dove riescono No, ma a dare trovo qualcosa in più. una bella trovata Però come l'olio su sasso, quello che, che nessuno compra, ma tutti si ricordano la pubblicità, come il Nesquik, su che quello tutti che dicevi- ci ricordano, che come dicevi il prima. Pampers di una volta. Su quello che dicevi prima invece, Angelo, è importante sottolineare come il Catania fino a questo momento abbia fatto proprio della fase diciamo pensante, quindi l'organizzazione della fase difensiva, un punto di forza, che però non basta, perché se guardi la classifica e guardi oggi le partite che devi andare ad affrontare, probabilmente non è bastato. Questo bisogna focalizzare bene. E se questo modo pensante, che non è altro poi l'organizzazione della fase difensiva, oggi ti richiede qualcosa in più per iniziare a dare dimostrazione di forza, quindi imporre il proprio gioco, cercando di dare più libertà, magari imprevedibilità alla fase offensiva, può darsi che per le potenzialità che ha questa squadra che veramente possa svoltare in maniera definitiva. E se il Catania riesce, e lo dico ancora una volta, in questa partita con la Salernitana a fare bene, insomma a fare quello che è nelle proprie corde, io sono convinto che a Benevento possa tranquillamente andare Alessandro, un avanti. attimo, dobbiamo andare in pubblicità, poi vi lancio una provocazione. Il Catania con le squadre che giocano, diciamo, a viso aperto, squadre che hanno un calcio, diciamo, propositivo, si trova spesso molto meglio che contro il Giuliano, che magari è una squadra che viene a Massimino, non si chiude, però insomma cerca di bloccare quelle che sono le tue sorgenti di gioco. Io te l'ho detto, credo settimana scorsa, il peggior avversario del Catania è il Catania. Bene, facciamo pubblicità e dopo ci ritroviamo. Allora, torniamo di nuovo in studio, vorrei andare un attimo dalla nostra Giulia. Ma prima non c'era un siparietto dedica? Lo facciamo ogni tanto e mi pare che Maurizio abbia il diritto di avere... Allora Giulia, aspetta un attimo, Sì, c'è un aspetto. siparietto dedica, come lo definisce? Prima della grande chiosa. Prima della chiosa. chiosa, diamola, però hai un saluto Sì, speciale. un bacio grandissimo a mia mamma, non l'ho mai fatto in vita mia in una trasmissione, ma mia mamma se lo merita La salutiamo tutto, tutti. Allora. Sono 6 baci. è ricoverata, Esatto. e tutto il reparto insieme a lei stasera erano E allora messi lì. salutiamo. Un bacio grande, Sei mamma, ti baci vogliamo da bene. questo Sì. Grazie, scusa, Allora, grazie. Grazie. Scusa di che cosa? Bacio Maurizio? tutti a Grazia. Sì, Dai, salutiamo Grazia intanto. allora, Grazie. dai. Potreste aggiornarci sulla possibilità di seguire la squadra in trasferta a Salerno e anche a Benevento? Ovviamente? Allora, A Salerno- da che punto di vista, ovviamente? Allora, i tifosi a Salerno non possono andare, a Benevento sì. Chi non può andare né a Salerno né a Benevento accende la televisione, canale 11, Ah, e Ci ci trova saranno Telecolor. due Ci siamo belle noi. dirette in chiaro su Telecolor, Salernitana Catania, Benevento Catania. Lo possiamo dire sta cosa bellissimo. ora? Ormai Cioè, l'ha detto. sono l'ultimo a sapere. Sempre posso lui. dire- Ma come hai detto prima che ti stavo organizzando per andare a Salerno? Su Salerno c'ero già, ma avevo il segreto istruttorio su Benevento. Ora il fatto che lui E stasera mi anticipi, abbiamo spoilerato anche va questo. praticamente in contropiede, mi anticipi, e allora mi devo preparare lo zainetto. Non Direi- era la chiosa questa. Questa non era la chiosa, No. mi sembrava la grande chiosa questa. Allora, fra non poco era. la grande chiosa, la facciamo prima la grande chiosa della Ma Moviolo? visto che si collega Sì. a Salernitana Benevento, la faccio subito. Sì. Se guardiamo al girone d'andata prima di Salerno e Benevento in casa, il Catania ci arrivò molto meglio. Vinse bene col Siracusa, vinse benissimo a Giuliano, arrivò al Massimino, secondo me, con tanta consapevolezza e autostima. Oggi ci arriva, secondo me, con una spinta inferiore rispetto a come ci arrivò all'andata. Però sulla lente di ingrandimento sei d'accordo con me? Assolutamente. Hai visto ogni tanto? No, andiamo spesso. a braccetto. Non sempre, ma spesso. Ma andiamo a braccetto. Allora, ci Adesso facciamo- fatta la chiosa, andiamo a vedere la Moviolo. voglio dai. capire Ci la possiamo valutazione di preparare. Max perché mi convince. Abbiamo qualche episodio, poi ce ne aggiungiamo qualcun altro perché abbiamo cercato fuori Catania Giuliano. fuori Catania Giuliano, abbiamo anche Ce una n'è uno che abbiamo una clippettina anche i particolare. tifosi, anche i telespettatori ci chiedevano. prima. Allora, cominciamo dal primo momento che abbiamo isolato, cioè un fallo non rilevato che però in qualche modo ha innervosito anche Quaini, che poi è incappato nell'ammonizione.
Sì, mettiamo questo episodio proprio perché Eccolo qui. secondo me questo è l'episodio che è il preludio di quello che accadrà 7 minuti dopo, perché al 31esimo Quaini subisce nettamente questa trattenuta, Da De l'arbitro Rosa. fa continuare, il difensore è De Rosa. Abbiamo messo proprio queste immagini perché secondo me in questo momento un giocatore con il carattere come Quaini secondo me si segna l'episodio e cercherà poi di farsi giustizia dopo, sbagliando Così secondo ha me, fatto. sbagliando, perché l'ammonizione che prende gli costa la diffida, che è una diffida molto pesante, perché deve stare molto attento a Salerno, E vabbè, perché in caso di ammonizione a Salerno non potrà giocare a Benevento. Con la situazione e con la condizione in cui si trova al centrocampo del Catania non se lo può permettere. Tutto questo ragionamento io lo riconduco a quella benedetta ammonizione di Atalanta prima di Natale, quel fallo scellerato a centrocampo, quando io dissi oggi non ha un peso ma un giorno potrà averlo, e quel giorno è arrivato, perché oggi Quaini si trova con la spada di Damocle sulle spalle, sulla testa, perché se non avesse preso quell'ammonizione con l'Atalanta, oggi sarebbe la terza ammonizione, perché è stato buono per 6 partite, non ha preso ammonizione, oggi prende questa ammonizione secondo me nel momento peggiore, perché un momento come questo qua, dove te vai a Salerno, dove siccome possiamo tranquillamente prevedere che sarà Che una tipo di partita, non come quella col Giuliano, sarà una partita maschia, dove giocatori del temperamento di Quaini possono a volte anche travalicare, andare oltre. E Questa è l'ammonizione di... Questa è l'ammonizione, secondo me è un'ammonizione, un gesto inutile, con un'ammonizione, torno a ripetere, importantissima, che può condizionare molto l'atteggiamento del giocatore etneo a Salerno, lo limiterà molto. Non mi sembra un caso che il fallo di Quaini sia sullo stesso giocatore che gli aveva fatto il fallo al limite dell'area. Perché è una questa sorta di vendetta. è una vendetta proprio. Questo qua, fossi stato io l'osservatore dell'arbitro, io all'arbitro gli avrei detto fai bene ad ammonirlo, ma sappi che la genesi di questa ammonizione deriva da un errore tuo, un errore di mancata corretta valutazione non effettuata 7 minuti. Allora, Max, Volevo chiedere però a spiegami, Max una cosa, perché sì. c'è un telespettatore che nota perché il giocatore della ieri del Giuliano subito il fallo non esce fuori dal campo perché resta a terra. Sì. E quindi chiede come mai questa cosa. Perché quando c'è il provvedimento disciplinare, il giocatore che riceve le cure mediche non deve abbandonare il terreno di gioco. Lo prevede il regolamento. Così Nel caso in cui non ci fosse stato il provvedimento disciplinare, il giocatore doveva lasciare il caso. Mi collego ad un aspetto regolamentare. Nel caso in cui si dovesse scontrare un attaccante con il portiere, tutte e due cadono a terra, l'arbitro interrompe il gioco per far soccorrere i giocatori, siccome il portiere non può abbandonare il terreno di gioco, in quella circostanza non lo abbandona nemmeno l'attaccante. Max, ma in una partita facile, tutto sommato, non ci sono stati episodi particolarmente rilevanti. Come fai a mettere 6 a un arbitro che non si accorge di quella trattenuta mentre... Allora, le partite, come tu mi hai insegnato a tanti di noi, a tanti telespettatori, a volte le puoi accompagnare, le puoi subire. Qui l'arbitro, la partita di ieri la doveva semplicemente accompagnare, non ci sono state situazioni particolarmente significative. Però questa è una situazione significativa. Al netto della reazione di Quaini, la genesi, tant'è vero che Quaini, dopo che prende l'ammonizione, si rivolge al direttore di gara dicendo: gli ricorda quello che era successo 5 minuti prima. Ok, ammoniscimi, però prima, 5 minuti prima, ti sei tappato gli occhi. Lì, se riguardiamo l'azione non questo del fallo di Quaini, ma se vediamo la precedente azione, quella in cui Quaini si lamenta per la mancata ammonizione, l'arbitro è sulla direttrice perfetta, alla visuale sgombra. Ma c'è una maglietta anche che si allarga, come fa Esatto. a non intervenire qui? E questo, sembra- Allora, noi è abbiamo, abbastanza vicino, secondo me, nella venialità dell'errore, perché l'errore è veniale, d'accordo, ma nelle conseguenze è grave, ovviamente reputo che la direzione del direttore di gara, proprio perché non ci sono state poi altre situazioni eclatanti, sia stata insufficiente. Basta un neo per quanto mi Però riguarda. Angelo non può essere in assoluto una scusante. No, non è un una giocatore Ok.
tra l'altro il capitano del Catania, deve essere ancora più lucido rispetto a una contrarietà della partita ed evitare di incorrere in una sanzione che, come diceva Max, può avere un peso, perché giochi diffidato a Salerno E giochi col freno a se mano. salti Salerno senza ammonizione, giochi diffidato a Benevento e poi il Catania gioca con la Casertana in casa. Sono 3 partite tutte importanti e difficili, quindi doveva secondo me ricordarsi di quello che ovviamente ha trascorso in questo campionato, in una fase dove prendeva cartellini ogni partita, poi giustamente si è dato Buona una condotta. regolata, doveva resistere anche in questo caso. Maurizio Pellegrino ha fatto sia l'allenatore che il giocatore, sia anche il dirigente sportivo, ma un giocatore quando ha la transa agonistica lì in campo si accorge di aver subito un fallo e anche subito un errore arbitrale, ha la lucidità per pensare, o in quel secondo, come si dice a Catania, ti si incucchia di fila? Devi, anche perché sono giocatori importanti, Angelo, sono giocatori che hanno un obiettivo davanti e anche importante. E poi se andate a vedere il fallo di Quaini è proprio evidente, no? Quella gomitata che ha rischiato di essere poteva essere sanzionata anche in maniera... Sì, diciamo che è un braccio chiuso, non Esatto, c'è il movimento esatto. di imprimere forza nel gesto. Fallo magari in maniera diversa, ma non così evidente, quindi tu sei chiamato a ragionare, ad essere lucido tutta la partita, non ci sono dubbi, nonostante il fallo subito, non fischiato, è un errore clamoroso dell'arbitro. Allora, vediamo il prossimo episodio, il gol annullato al Catania. Sì. Quello annullato al Catania, qua abbiamo inserito questo episodio che è stato già, diciamo, di per sé lampante in diretta. Io ero a diretta stadio a velocità normale con l'inquadratura della camera centrale, ho subito battezzato in fuorigioco perché si vede che in fuorigioco poi abbiamo il supporto della 16 metri che certifica la posizione di Lunetta in posizione di fuorigioco. L'abbiamo voluta mettere questo episodio non per certificare e far capire ai tifosi del Catania, che lo sapevano, che Lunetta fosse in fuorigioco, ma l'abbiamo messa perché, non so se la possiamo vedere qua. La possiamo vedere, la chiamiamo, lo chiediamo alla regia. Abbiamo voluto mettere C'è una two box. una two box dove abbiamo messo in parallelo il gol annullato al Catania a Siracusa e il gol di oggi con le stesse fermi, però io non vorrei la two box andava fatta con la camera centrale per avere la stessa prospettiva, per far capire ai telespettatori che dalla camera centrale, quando un giocatore è in posizione di fuorigioco, si vede e Lunetta non c'è bisogno di mettere a 16 metri. La posizione della telecamera a centrocampo ti dà la netta sensazione che Lunetta fosse in fuorigioco, cioè si vede, come si vede benissimo, secondo me a Siracusa, e lo ribadisco, che quantomeno la posizione di Pieraccini era dubbia, più regolare che non in fuorigioco. Quindi questo dubbio che doveva mettere nelle condizioni l'assistente di rimanere giù con la bandierina, convalidare la rete, con la chiamata FVS o con la revisione che fanno di default la quaterna, non avrebbe avuto la condizione per poter annullare quel gol. Quindi questo è l'obiettivo che avevamo noi, di mettere a confronto queste due immagini, era proprio per far capire che quando uno è in fuorigioco, o quantomeno in posizione netta di fuorigioco, si vede anche dalla telecamera centrale. Allora, l'ultimo episodio. Scusami, no, Sì. solo per restare sull'episodio del gol annullato a Lunetta, da un punto di vista tecnico, secondo me c'è un errore di lettura, perché D'Ausilio deve scaricare prima su Casasola e avrebbe recuperato quella frazione che avrebbe tenuto in gioco Lunetta. D'Ausilio ha avuto un attimo di esitazione prima di scaricare su Casasola. Se avesse dato la palla subito, io sono sicuro che sulla traiettoria di Casasola Lunetta sarebbe stato in gioco. Vediamo l'ultimo episodio che abbiamo preparato, che l'FVS è chiamato dal Catania. Sì, allora, secondo me è corretta la chiamata FVS da parte del Catania per questo pseudo intervento su Bruzzaniti. C'è un groviglio di gambe, Bruzzaniti che cade per terra. Ieri avevamo un supporto, secondo me, televisivo importante, avevamo un'ottima risoluzione sia a livello di angolazioni che a livello proprio di camera, e qua si vede che la gamba destra di Bruzzaniti non tocca mai il piede del giocatore del Caldore
caldore del Giuliano, e secondo me questo qua non è niente. Secondo me, vi dico di più, che l'arbitro, posizionato tra l'altro poteva molto anche bene, ammonirlo per simulazione. poteva anche ammonirlo per simulazione, va bene, perché secondo me l'arbitro è posizionato molto bene e la chiamata all'FVS è durata praticamente 3 secondi, perché non ha fatto altro che certificare ciò che lui già dal campo aveva visto. Guardate la posizione dell'arbitro, cosa che non aveva Ubaldi mercoledì in occasione della trattenuta su Forte, quando si è dovuto scorgere per trovare l'angolazione giusta, e quando l'ha trovata Forte era già per terra e non ha potuto apprezzare la trattenuta del difensore del Trapani. Allora, facciamo pubblicità, un'altra sosta, poi riprendiamo, abbiamo ancora C'è una molto valanga di messaggi. messaggi a non finire questa sera, fra pochissimo di nuovo insieme. Eccoci di nuovo insieme, torniamo dalla nostra Giulia. Sì, comunque è arrivato un messaggio. Tutti i telespettatori di Corner salutano la mitica Chetti Runner. La salutiamo anche noi, fantastica. Ciao Un Chetti. abbraccio alla Un nostra abbraccio a Chetti. tutti. Maurizio. Sì, Sì. a casa glielo darò sicuramente da parte di tutti. Benissimo. Creatura di Telecolor, tra l'altro, un Eh. amore sbocciato. Ha fatto la storia con La Playa storia. Bonita, Sì, Chetti, beh, assieme a è Cristiano, una assieme a bella- Gaetano. La bella- famiglia, scusami, ma io No, no, Telecolor è per vero, me è la è mia vero. famiglia, e poi un amore nato tra campi di calcio e TV. E non è stato l'unico, perché abbiamo anche altri precedenti nella statistica, ma non è il tuo No, caso. ma Chetti per tanti anni ha fatto esatto. questo programma Sì. che poi andava benissimo. Straordinaria. È stato con Gaetano e Cristiano, veramente. E tu la guardavi a una bella Telecolor, trovata. lei invece ti guardava Sì. in TV da fare l'allenatore, ma non gli eri proprio E simpatico. Cupido. E poi Cupido però Ha ha scoccato colpito. una freccia Sono arrivate straordinaria. 2 figlie. Noi bravo. proprio torniamo da te un Ah, attimo, ok. perché abbiamo preparato un extra time rispetto alla Moviola. Un caso molto dibattuto, Sì. già denunziato ieri a fine partita dall'allenatore dell'Altamura Davis Mangia, è il gol dell'1-1 del Benevento ad Altamura. Ora Max ce lo commenta, perché insomma, le critiche di Mangia sono per un fuorigioco dell'attaccante davanti al portiere dell'Altamura nel momento in cui Prisco fa questa rovesciata spettacolare e sigla il gol dell'1-1. Allora, perché si configuri un'ostruzione visiva sulla linea di visione del tiro rispetto al portiere, è che sulla traiettoria del portiere sull'allineamento del pallone si devono allineare sia il pallone, l'attaccante in posizione fuori gioco, che si deve trovare perfettamente allineato con il pallone e con il portiere. In questo caso qua il tiro va sulla parte destra del portiere, il giocatore non occulta sicuramente la vista, perché tra l'altro il portiere lo vede proprio partire il pallone, non fa niente per impedire che il pallone vada in porta. Secondo me siamo al limite, ma questo è un gol secondo me regolare. Lo rivediamo ancora una volta. Se fosse stato più spostato verso sinistra, proprio di fronte al portiere, staremmo a parlare di un'altra cosa, ma il portiere, paradossalmente, il giocatore è fuori dalla linea del pallone, mentre il portiere vede il Lo fermiamo pallone, lì. vede il pallone il portiere e lo vede partire, quindi non ostruisce la vista al portiere, la posizione, non impedisce di vedere quando e da dove e come parte il pallone. Ricordiamoci che qui l'Altamura ha giocato la card, ma dopo la revisione l'arbitro ha confermato il gol. Allora, Archiviato anche questo. abbiamo archiviato anche questo, un paio di messaggi da Giulia. Buonasera Corner, secondo me richiameranno prossimamente di nuovo a Raffaele a Salerno dopo qualche partita, perché ieri, vedendo gli highlights della Salernitana, ha giocato bene nonostante poi abbia perso. Li rivedremo questi highlights, penso. Sì, fra poco hai sì. voglia. Sì. Tra un po' li E per la rivedremo, serie Chi l'ha ne visto guardiamo tanti. scrivono: ma Inglese che fine ha fatto? È infortunato già da parecchie settimane. Come mai Faggiano fa fuori mister Raffaele in una situazione in classifica migliore rispetto al Catania dello scorso anno, dove Faggiano però in quel caso non toccò Toscano dalla panchina? Perché la Salernitana, Salerno è una piazza che ribolle contro Raffaele dalla prima giornata di campionato. Raffaele è un tecnico che a modo di pensiero dei tifosi, dei media salernitani, non ha il curriculum per allenare la Salernitana. In più aveva la convinzione di avere una squadra che poteva spaccare il campionato, doppia retrocessione, animi esasperati a Salerno. Ne sappiamo qualcosa, l'abbiamo vissuta questa
situazione purtroppo anche a Catania, però Salerno è una metropoli del calcio come lo è Catania, sono due città che non perdonano passi falsi e le aspettative nei confronti di questa Salernitana, che ricordiamo però è stata una squadra che è stata confezionata soltanto gli ultimi 10 giorni del calciomercato d'estate, una squadra dove i conti Faggiano ha dovuti fare prima con chi doveva uscire per rientrare in un budget con giocatori che avevano ancora contratti da Serie A e quindi portati alla corte di Raffaele giocatori che ovviamente erano arrivati un po' alla spicciolata. Certo, il peso è stato l'arrivo di Facundo Lescano, che nel mercato invece di gennaio ha portato quella gemma che tutte le squadre volevano, giocatore che ha fatto già 5 gol da quando è arrivato a Salerno, e nonostante questo la Salernitana non è riuscita ad avere un impatto vincente in partite sostanzialmente o apparentemente semplici. Angelo, però scusami, manca secondo me un pezzo importante nel paragone che ci chiedeva il telespettatore. Sì. Il momento critico, molto critico del Catania l'anno scorso fu nella seconda parte del girone d'andata e ricordiamoci che in quel periodo Daniele Faggiano aveva dei problemi di salute importantissimi, quindi tante situazioni, tante dinamiche di quotidianità non le ha potute materialmente assolvere per questo grande problema. Ora la situazione è completamente diversa. Lo ha difeso però fino all'ultimo Faggiano e a Peppe Raffaele. Si è messo come schermo umano più di una volta e più di una partita. No, Alessandro, non penso che sia... il problema qui probabilmente è diverso, perché mentre Peppe Raffaele, allenatore promettente, migliore l'anno scorso, ma per la serie, come si dice in trentino, che film hai fatto, perché questo è quello che gli è stato rimproverato sul curriculum trascorso di Raffaele. Toscano è stato un intoccabile per il Catania. Toscano viene con un curriculum di super vincente, super vittorioso, e quindi sono state addebitate. C'è un altro tassello, Angelo. Sono state addebitate al contrario. Ricordati che Toscano a inizio stagione accettò l'anno scorso sì, la penalizzazione, tante problematiche che condizionarono l'avvio della stagione. A un certo punto infortuni, sì, panchina corta. Sì. Quindi diciamo che Toscano l'anno scorso, oltre che essere solido per il suo curriculum, per il suo spessore professionale, aveva una nota di credito nei confronti del club. Però Alessandro, mi sembra che per tutto quello che abbiamo riepilogato. Il concetto di causa-effetto sia da invertire. Fu Faggiano l'anno scorso a non fare nulla o non poter fare nulla, ovviamente per le condizioni di salute, per poter far sentire la sua esperienza e la sua voce a Catania in un momento di criticità. Ricordati che arrivò Pastore a un certo punto, con Faggiano ancora in carica. Esatto, e quindi ecco, semmai il rimprovero che ha mosso la società a Faggiano era quello probabilmente di non aver fatto nulla o poco, soprattutto per mettere sul piatto della bilancia contrattuale una circostanza che probabilmente gli era già nota. Ciò detto, Faggiano a Salerno io l'ho seguita perché con Peppe Raffaele ci siamo incontrati più volte e so quanto ci teneva a giocare questa partita contro il Catania. Per lui sarebbe stato davvero un momento importante, ma dalla prima giornata di campionato Faggiano ha difeso a spada tratta Raffaele. Poi c'è stato un momento in cui, fino alla settimana scorsa, quando ancora una volta ha detto qui si va avanti su questa traiettoria, vero è una fiducia a tempo, però la squadra, però la dirigenza, però io mi metto a fare da schermo. Là c'è anche un'altra circostanza secondo me che ha pesato, che è stata fuorviante, è stato l'avvio del campionato della Salernitana. 5 vittorie a fila, si pensava a quel punto che Salernitana fa una passeggiata. Invece il contraccolpo di aver capito poi che non era questa squadra in grado di dominare il campionato ha inasprito oltremodo le critiche e quindi
le contestazioni a Raffaele. Ma guarda che comunque io, se posso portare Certo. una testimonianza mia personale, voi sapete che io durante la settimana lavoro a Salerno, quindi vado via il martedì, torno a fine settimana e vi posso garantire che vivo con la quotidianità del bar, sento parlare e quant'altro, a prescindere dalle 5 vittorie, ritorna il discorso che ha detto Angelo, cioè proprio era il nome a Salerno, non gliene frega niente chi è Raffaele, che è stato premiato come miglior panchina della Serie C, che ha fatto bene a Cerignola e tutto quanto. Che gli hanno rubato un campionato. Che gli hanno rubato il campionato, che la Sampdoria l'hanno salvato e quant'altro. Loro volevano uno che avesse le spalle larghe e che potesse affrontare la piazza e le aspettative di Salerno. Come si chiama? Raffaele è arrivato fino ad oggi, Giuseppe Raffaele, perché c'è stata diciamo, la protezione di da Fagiano. parte di Fagiano. Però perdonami, perché l'occasione, no, scusi, l'occasione a questo punto è proprio servita su un vassoio d'argento. Ma se Raffaele non è allenatore nell'immaginario collettivo popolare da Salernitana, perché Maurizio Pellegrino lo ha scelto per allenare il Catania? Dico, come blasone e come importanza di piazza siamo là. No, ci sono due differenze sostanziali, ma No, non di per poco parlarne, Ma non di poco. ci mancherebbe. Noi non potevamo pensare di vincere il campionato e avevamo la necessità di prendere un allenatore che conoscesse bene la categoria e che avesse proprio un'impronta di concretezza, di risultati, Praticità. di praticità. E Raffaele aveva fatto bene, se vi ricordate, a Potenza, certo. aveva fatto i playoff e quant'altro, quindi per noi era in quel momento l'allenatore ideale. Qual è però poi diciamo, per Raffaele qual è stato, secondo me, chiamiamola anche un po' di sfortuna, trovarsi a Salerno dove veniva, dove andava in un ambiente sicuramente pieno di polemiche a non finire, verso contestazioni verso la società, una squadra costruita in 10 giorni, Fagiano pensa a Raffaele perché fa benissimo col Cerignola, ma come succede in tutti i posti e come succede nel calcio, Raffaele può diventare l'idolo di Salerno, non solo la diffidenza iniziale lo ha danneggiato, ma può diventare l'idolo se fa risultato. Da lì non si scappa, i risultati li ha fatti all'inizio, la gente lo ha sostenuto, perché comunque le prime 5 vittorie avevano tutti pensato che la Salernitana potesse fare quel tipo di campionato, ma nella realtà la sostanza della Salernitana non era assolutamente Però la Maurizio, io ho mazza guardato le pagelle, so che valgono quello che valgono. Adesso le vediamo le No, ho pagelle. guardato le pagelle di Raffaele nei primi momenti e c'era sempre questa lente di ingrandimento, sì però abbiamo vinto, sì però questo allenatore, sì però abbiamo bisogno di qualcosa di più. Ma è lo scotto che Sì. paghi quando alleni in queste grandi piazze, Angelo, se Non non hai doveva un accettare curriculum Raffaele. importante. Lo stesso giocatore, quando prendi un giovane, quando prendi un mezzo sconosciuto e arriva in una grande piazza, cosa vuoi che ti dicano? E poi dopo però i risultati, le prestazioni, può far ricredere Ma se io fossi un tifoso i oggi tifosi. però della Salernitana, un ultra della Salernitana, che poi hanno questa tradizione straordinaria. Devo fare pubblicità, Patanè. Questa riflessione la facciamo dopo. Cioè, Giulia ha L'Inter. letto un messaggio. Veramente. Però non noi- fate leggere. Giulia ha detto un messaggio, tu hai parlato mezz'ora. Io mezz'ora. ho detto- State lui ha qui, detto 20 minuti. facciamo la Max pubblicità Velotte, io ho e detto dopo 3 ci parole. ritroviamo. Restate qui con noi. non a cambierà Corner. mai. Andiamo a fare 1, 2, 3 stella, sono rimasto così. Perciò- Patanè, ma che ti sei frizzato? Non ho capito. Dobbiamo fare le pagelle, Patanè. D'accordo, però questa cosa me la devi far dire dopo. Quando? Dopo la Anche su- trasmissione? Anche subito. Anche Allora, su- se mi prometti che la dici in 30 30 secondi. 30 secondi, per dirti, guarda. 29, 28. No, no, però un io attimo. non cambierei assolutamente Raffaele con Serse Cosmi. Se fossi un tifoso sfegatato della Salernitana, mi chiederei che cosa mi hanno portato a fare un allenatore che non allena da 4 anni, da 5 anni e che non ha fatto benissimo nelle ultime stagioni. Poi, se voglio il Patanè, nome, siamo oltre 30 secondi. se voglio il nome, sono contento. Poi magari queste cose invece ribaltano un po' quelli che sono i pronostici, ma se tanto mi dà tanto, insomma, non è che ci abbia guadagnato così tanto. Bene, Giulia. Sì.
che altrimenti non riusciamo a fare pagelle, No, non riusciamo basta, a fare... anche perché siamo tutti curiosi di sapere chi è stato il migliore del match ed è stato proprio lui, Michele D'Ausilio, con voto 7. È il motore della fase di maggiore spinta. Inizia con un assist da sinistra, cestinato da Rolfini, con uno stop da dimenticare. Suo l'innesco dell'azione del gol annullato a Lunetta, in cui parte Sdralomo sulla destra, prima dello scarico, forse tardivo, su Casasola. Quindi decide di ergersi ad uomo del match. Il prologo è la spettacolare, quasi vincente rovesciata, spentasi a fil di palo. E invece rapace sulla proposta dal fondo di Forte. Il tocco vincente di destro è come la chiave che nel buio finalmente si inserisce nella serratura. Un poema, bello. Ai tempi Merito di Tinto Brass, questa bellissimo. Che c'entra Tinto Brass? Lo so. questa è una rievocazione tra Tinto Brass e i film di Alvaro Vitali. Ma scusa, a te che è capitato 100 volte che sei al buio, cerchi. Io ho la sensazione che tu ti ricordavi Alvaro Vitali tranquillo. e Tinto Per Brass. piacere. Vediamo faccio un episodio vediamo le pagelle, Esatto. vediamo le pagelle. dai. Andiamo a vedere il campetto, ma che è Mamma mia. meglio. Allenatore Tinto toscano, voto 6. 6,5 per Dini e anche per Pieraccini. 6 invece Miceli, 5,5 Celli. 6 per Casasola, Corbari e Quaini. D'Ausilio invece, che prende il suo posto, voto 7. Donnarumma 6 e 6 anche per Ponzi, che poi lo sostituisce. 6 Jimenez, 5,5 Lunetta, 6 per Bruzzaniti, che prende il suo posto, 5 Rolfini, 6,5 Forte, che lo sostituisce, e poi Di Noia, voto 6. Allora, Allenatore toscano? 6. Ok. Sì, sì. Angelo, mi posso permettere una cosa da dire ad Angelo? Però Perché che- lui prima mi ha fatto una domanda a me rapidissimo, Sì. mi ha detto come fai a dare la sufficienza ad un arbitro che commette un errore. Un Ok? errore in una partita piatta, Perfetto. senza... Allora la domanda te la rigiro, perché c'è errore, perché nella valutazione voi siete esperti di calcio, qua abbiamo un grande allenatore, un grande dirigente, voi siete esperti di calcio, io un pochettino capisco di arbitri. Io ho fatto per tanti anni l'osservatore in Serie A e Serie B, la prestazione dell'arbitro non si valuta sicuramente per un episodio, diventa determinante l'episodio quando diventa l'episodio valutato male determinante ai fini del risultato. Nel contesto generale della gara, la prestazione dell'arbitro non si indirizza verso l'unico errore che c'è, per l'amor di Dio, che poi può avere le sue attenuanti, che solo chi ha fatto l'arbitro può capire. La posizione, noi abbiamo una prospettiva opposta rispetto a quella che ha l'arbitro e quindi di conseguenza ci può essere anche una scusante. Allora la domanda che mi pongo io è questa qua: se io do 6 a un arbitro che commette quell'errore, come si fa, e questo ce lo dirà, a dare 6 a Quaini, che se lo merita il 6, ma a fronte di quell'ammonizione così ingenua? Questo per giustificare che non è che si valuta solo per il singolo episodio la prestazione di un soggetto, che sia arbitro o giocatore. In questo caso qua l'arbitro per me è stato sufficiente, perché nel complesso ha sbagliato quell'episodio, ma nel complesso ha fatto bene, come il 6 di Quaini, Ti che rispondo? ha fatto bene, ma nello specifico ha sbagliato. Sei arguto, intelligente come sempre, però ti rispondo. Avrei dato 5 all'arbitro e 5 a Quaini. Questa è la mia valutazione. Così è chiaro e tondo. Salomonico. Sono Quaini mi ha deluso. fatto un mazzo così. Non mi importa, allora, Cioè, allora mi smentisci. con un centrocampo Allora, che era preso allora, d'assedio, sembravano i cowboy con le frecce e gli indiani Scusami tanto. che arrivavano da tutte le No, parti. non parliamo più della partita, abbiamo detto che tutti i salmi finiscono in gloria, cioè ovvero il centrocampo del Catania rispetto al centrocampo del visto ieri del Giuliano, perdonami, avrebbe dovuto giocare tutta un'altra partita. Ma ha giocato quella partita perché era... tutti quanti ci fanno il tiro all'arco con le frecce, anche a Siracusa, centrocampo del Siracusa, no, ultimi in classifica, sembravano davvero i marziani. Ciò detto, sono deluso invece della prestazione di Rolfini, perché è un giocatore sul quale io ho puntato, e avere visto la possibilità per Rolfini di entrare in campo dal primo minuto, pronti e via, in una partita facile, sostanzialmente, la sua partita, quella che doveva fare lui, saltare tra gli uomini, andare col doppio passo, cercarsi il calcio di punizione, ha fatto 0. Ti posso dire perché? Perché clamorosamente dei 3 attaccanti di cui il Catania si è dotato a inizio stagione, ad oggi non c'è una titolarità del ruolo ben chiara e definita. Riguardiamo le ultime 3 partite. Sì, sì.
A Siracusa ha giocato Caturano, col Trapani ha giocato Forte, ieri ha giocato Rolfini. Questo ci riporta al tema di prima, cioè in una squadra, faccio l'esempio, come il Benevento, ci sono 11. Salvemini, Tuminello, Salvemini, tutte e due. Una settimana fa gol l'uno, l'altro ne fa 2 la settimana dopo. Ci sono delle certezze che il Benevento ha, che il Catania invece non ha, perché quel processo di crescita che noi abbiamo atteso ancora non lo abbiamo completato, non l'abbiamo visto, e quindi l'attaccante in questo senso è il giocatore più penalizzato, perché meno palloni ha da giocare, meno possibilità di far gol, o no Maurizio? Praticamente sì, il grande attaccante poi ha la percentuale realizzativa di 1 su 1, no? Un'occasione, un gol. Ma è chiaro che se ne avesse 2 o 3 non guasterebbe mai. E poi l'attaccante oggi soprattutto è anche chiamato a partecipare, no? A entrare nel vivo del gioco, per sentirsi vivo lui, per cercare di avere sempre l'interpretazione della partita attiva. Un attaccante che si assenta parecchio tempo durante le azioni o durante la partita è un attaccante che difficilmente ti ritrovi poi nell'occasione. E quindi quello che dici tu può avere un senso, ma io credo che più di tutti Toscano, i giocatori sanno che è arrivato il momento probabilmente di alzare quello step, quel qualcosa in più, perché nelle corde di questa squadra non ci sono dubbi. Maurizio, tu hai visto un paio di messaggi. Ah, sì, vai. Un paio di messaggi da Giulia. Vai, facciamola vedere. Altrimenti non parla. Sì, Domenico dalla Svizzera. Io sapevo che Cosmi però era in pensione. E invece no. Il Catania ha fatto quello che doveva fare, al di là dei difetti o dei pregi di gioco con Trapani o Giuliano. Il bello verrà dalle prossime 2 partite, è chiaro, la prova del 9. Faremo progressi oppure no? Non lo so, si vedrà. Perché non dare la fascia da capitano al nostro portiere Dini? Perché comunque se la merita. Scusate. Dini ha più anzianità di maglia rispetto a Dini. Ma Caturano sarà in partita domenica? Sarà convocato, questo l'abbiamo già detto prima. Se guardate bene, Pieraccini quando riceve palla ha i piedi sul semicerchio limite Siamo area. tornati alla partita con il Siracusa, Sì. Mentre il difensore è più avanti, quindi il gol è regolare. Scusatemi, ma voi credete che sia la Salernitana e il Benevento non ci temono? Io sono sicurissimo che invece noi faremo risultati anche importanti. Sono fiduciosa per queste 2 partite, D'Ausilio è l'uomo in più del momento che serve al Catania. Vorrei sapere perché i giocatori del Catania continuano a non giocare con la palla a terra e quasi sempre si perde l'azione di gioco. Come si può pretendere che il Catania riesca nell'impresa a Salerno? In trasferta il Catania non morde. Poi un messaggio bellissimo. Buonasera a tutti e grazie per la grande informazione che garantite. Questa trasmissione è un mix perfetto. Abbiamo la passione di Patanè, la professionalità di Gagliano, la competenza di Vagliasindi, il prestigio di Velotto, la bellezza di Giulia e stasera la gloria di Pellegrino. Sempre Che Forza meraviglia. Catania da Concetto. Non manca niente. Grazie a Concetto. Concetto. Grazie Concetto. mille. Se mi ha ribattezzato Schelotto. Sì, vabbè. È un giocatore. Allora Giulia, ci fermiamo un attimo, dobbiamo fare. Ma posso fare una domanda a Maurizio? La facciamo subito dopo, anche perché resta l'ultimo quarto d'ora di trasmissione. No. Sì, abbiamo fatto Dai. pubblicità e dopo Allunghiamo, l'ultimo segmento di allunghiamo trasmissione. un po' perché abbiamo non tante possiamo cose da dire. allungare, non è possibile. A dopo. Un attimo, siamo tornati adesso in diretta, dovevamo ancora. Questa trasmissione dovremmo, con la regia, che ovviamente ringraziamo, dovremmo registrarla anche durante la pubblicità. Soprattutto durante la pubblicità, perché ho fatto un'osservazione che era quella che volevo fare a Maurizio, ma te la rifaccio, con una risposta più breve. Però finiamo sempre alle 22:15. D'accordo. No, Ponzi ha giocato due partite addietro, subentrato 20 minuti, 2 assist. Donnarumma è un giocatore che ha corso tantissimo durante il girone d'andata, ha qualche acciacco, ne abbiamo parlato, e pensavamo tutti quanti sull'ottica della continuità di vedere, per esempio, è soltanto un esempio, Ponzi dal primo minuto. Invece Toscano in questo ritorna all'antico, mette Donnarumma perché è il giocatore di cui si fida, perché non vuole dare continuità, perché ha una sua
idea, un impianto di gioco e quell'impianto è fatto su misura su alcuni giocatori, gli altri sono soltanto comunque delle variabili calcolate? Non lo so, Angelo, no, perché non conoscendo le dinamiche, tante volte si schiera un giocatore perché si vede bene in settimana rispetto ad altri. Quello che io posso dire solamente è che è un momento cruciale ed è un momento di dimostrare che questa squadra ha grandissime potenzialità nel poter non solo imporre il proprio gioco, ma nella libertà offensiva, libertà di riconquista palla più alto, libertà di sovrapposizione, libertà di attacchi allo spazio, di tante cose che sono nelle corde di questa squadra, perché ne ha le potenzialità. Questo è un aspetto fondamentale a questo punto del campionato, perché di solidità il Catania ne ha quante ne vuoi e i gol subiti lo dimostrano in maniera chiara, inequivocabile. Oggi si trova ad affrontare queste due gare che sono gare importanti, è inutile nasconderlo, soprattutto quella, continuo a dire, contro la Salernitana. Ecco, lì bisogna adesso ragionare su... Alzare l'asticella... Ma l'alzare l'asticella non è solo una condizione di non so quale genere di asticella si possa alzare. La libertà, la consapevolezza di giocare con la libertà e la spregiudicatezza di sapere di essere più forti, io sono convinto che il Catania lo possa aiutare. Ci possiamo concentrare Ma è una adesso... mia convinzione, attenzione. Posso fare una domanda proprio secca a Ma Maurizio? secca che una risposta sì e no. Quello di quest'anno è l'organico più forte che il Catania ha avuto in questi 10 anni di Serie C? Per me sì. Benissimo, bravissimo al nostro Maurizio. Adesso vediamo questo scontro a distanza tra Benevento e Catania nel girone di ritorno con una grafica che abbiamo preparato e poi abbiamo ancora da vedere e il calendario ma anche il prossimo avversario. Facciamo tutte le immagini della Salernitana, abbiamo detto le prepariamo. Abbiamo parlato tantissimo di Salernitana e Benevento stasera, Angelo. Andiamo ad aggiornare questa grafica che seguiamo dall'inizio del girone di ritorno. È il rendimento tra Benevento e Catania, 64-59, 23 punti il Benevento, 18 il Catania. Questo ci dice che alla fine del girone d'andata le due squadre erano appaiate, perché se il Benevento ha 5 punti di vantaggio nel girone di ritorno è evidente che erano appaiate. Il dato diciamo, più importante, che lo ribadiamo, è il fatto che il Benevento fuori casa ha vinto partite anche in rimonta, ma le ha vinte, e il Catania invece tante le ha pareggiate. Questa è la differenza sostanziale, inutile girarci attorno. L'altro dato importantissimo è che il Catania, con la partita di ieri, avrà da qui alla fine del campionato, su 10 che ne restano, 4 in casa e 6 fuori casa. Quindi a maggior ragione, se il Catania vuole ambire a qualcosa di molto molto importante, deve svoltare intanto in trasferta, perché il destino del Catania passa dalle trasferte. Che poi l'anno scorso era il fiore all'occhiello della squadra di Toscana. Del girone di ritorno soprattutto. Il girone di ritorno sì. È stato straordinario. Velocemente il calendario, per dire che prima del confronto diretto al Vigorito ci sarà, sempre restando su questa regia, sì, avremo Potenza-Benevento, che non è esattamente una partita semplice per il Benevento, contemporaneamente o comunque la stessa giornata, 2 ore dopo, Salernitana-Catania, poi il confronto diretto... Non è una partita semplice. Ma questo già l'abbiamo detto in premessa. Benevento-Catania il 5 marzo e poi turno successivo, Benevento che va di nuovo a Potenza, ma stavolta contro il Sorrento, e il Catania il lunedì sera 9 marzo riceve la Casertana. Andiamo a vedere quindi con Giulia il calendario del Catania delle prossime giornate. Sì, andiamo a vedere il calendario del Catania, anche con l'aiuto della nostra regia. Si parte domenica 1 marzo alle 14:30 con Salernitana Catania, poi turno infrasettimanale giovedì 5 marzo alle 20:30 Benevento Catania, lunedì 9 marzo ancora alle 20:30 al Massimino Catania Casertana, infine domenica 15 marzo alle 14:30 Altamura Catania. Bene. Questo è il calendario che ci proporrà una serie di corner infrasettimanali, e non di lunedì ma di martedì. La raccomandazione che abbiamo chiesto alla Lega è stato quello di farci festeggiare la festa della donna.
perché l'8 marzo non si gioca, non c'è Però il corner. 5 marzo che è il mio compleanno si gioca alle Gioca il 20:30, 5 quindi marzo, facciamo sì. il compleanno La insieme. Pasquetta, l'ora di pranzo, sei quanto? No, la Pasquetta ci stiamo esatto, noi Vabbè. abbiamo qua Rusta e mangia, ma almeno la festa della donna ce la godi Almeno tu, quella, Gagliano vabbè. te la godi finalmente a casa, Sì. eccola lì, è così. Benotto porta i pittinicchi. Ah, va bene. Allora, No, cosa non abbiamo ce la posso da, fare. da vedere adesso? Se non sbaglio c'è il prossimo avversario che è la Salernitana. Sì, magari anche accompagniamolo con delle immagini. Abbiamo delle immagini anche, sì. Intanto vediamo la grafica con quello che è stato il cammino più recente della Salernitana, un cammino sicuramente con tanti stenti, pareggio in casa col Giuliano, sconfitta a Cerignola, vittoria col Casarano, poi pareggio a Cava dei Tirreni, sconfitta con il Monopoli, fatale per Peppe Raffaele. In casa il rendimento non è stato sicuramente né quello del Catania né quello del Benevento, la Salernitana ha fatto 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, segnando pochi gol per un attacco del livello della Salernitana, 19, subendone pochi comunque perché 12 in 14 gare, insomma segno che comunque la tenuta difensiva tutto sommato c'è stata. Ecco, di ieri è stato un gollone. Quello è stato alla esatto. Mascara. Alla Mascara, Sì, Mascara piatto. Esatto, Catania-Salernitana fu all'andata 2-0, Cicerelli è forte, l'ultima formazione schierata da Raffaele, o meglio dal vice, comunque che era in panchina, Giacomo Ferrari, un 3-4-1-2 con Donnarumma, Berra, Capomaggio e Arena, Longobardi, Giabois, De Boer e Villa, Ascic trequartista alle spalle di Molina e Lescano. Indisponibili soprattutto Inglese e Carriero, perché gli altri due sono comunque giocatori poco utilizzati come Boncori e Disponibili, nel senso che Brancolini. non erano disponibili con... No, che non saranno disponibili neanche domenica. Ma non lo sono stati manco con Raffaele, soprattutto... Sì, però dico, credo che neanche per la partita col Catania saranno disponibili. Stiamo vedendo qualche gol e qualche immagine della Salernitana, qui è il pareggio della Cavese, Salernitana che era andata in vantaggio con Lescano, questo è il pareggio della Cavese, questo è il gol pazzesco di Scipioni con 50 metri, un tiro da con 55 2 metri. In corsa. Sì, questo è il gol invece della Salernitana contro il Casarano. È una squadra, Maurizio, così facciamo due ragionamenti, anche alla luce del cambio in panchina, Cosmi ha quasi sempre utilizzato il 3-5-2 in carriera, quindi non si discosta da quello che è diciamo, il tessuto tattico che finora ha utilizzato la Salernitana. Su cosa può lavorare? Sulle scelte individuali di formazione, oppure manterrà tutto sommato questa linea di pensiero che ha avuto finora Raffaele, ma magari cercherà di entrare nelle teste dei giocatori, quelli che magari finora sono andati al di sotto del rendimento? Intanto soprattutto nelle due ultime partite la Salernitana non è stata molto fortunata, questo bisogna dirlo, sì, perché comunque col Monopoli non meritava di perdere, a Cava la partita l'aveva quasi teoricamente esatto, già vinta, quindi un po' di sfortuna c'è anche stata. Io sono convinto che Cosmi inizi già a lavorare da un punto di vista tattico, nonostante il modulo sia lo stesso, ma l'interpretazione in qualcosa può cambiare, soprattutto la chiave può essere Capomaggio, perché con Raffaele questo giocatore, che è un giocatore importante per la categoria, ad averlo. Tendeva molto ad arretrare, a fare quasi addirittura il giocato anche centrale difensivo. Esatto, con Cosmi che invece è proiettato verso la costruzione del gioco e verso comunque imporre il proprio gioco e dettare ritmi, questa figura secondo me la troveremo cambiata. Quindi potrebbe rilanciare Golemic, rimetterlo al centro della difesa, riportare Capomaggio a centrocampo. Assolutamente sì. Con le altre scelte mi sembrano abbastanza leggibili, Longobardi, Villa sugli esterni, Giabois e De Boer o Tascone a completare la linea mediana, e poi magari la disposizione degli offensivi, la scelta tra Schick o Ferraris sulla tre quarti, e le punte o il rilancio di Ferrari al posto di Molina per avere un po' più di esperienza insieme all'Escano. E da questo punto di vista, Maurizio, la chiave difensiva del Catania su due attaccanti così forti fisicamente, Lescano-Ferrari o Lescano-Molina, il recupero nella formazione titolare di Mario Gherardi, secondo me potrebbe essere un fattore in grado di
aumentare questa fisicità del reparto difensivo del Catania al cospetto di questi due Aumentano i attaccanti centimetri. oppure no? Io penso che Gherardi comunque è un giocatore importante anche per il proseguo del campionato, per cui recuperarlo è fondamentale. È bravissimo nella disamina che hai fatto sulla Salernitana, però come vedi il modulo tante volte lascia il tempo che trova, l'interpretazione che poi viene dato allo stesso può cambiare realmente una squadra, e sono convinto che Cosmici lavori tanto su questo aspetto. Domanda secca, Capomaggio, un giocatore che a Catania faceva comodo? Penso di sì, comunque senza nulla togliere a chi c'è oggi, però è un giocatore che ha dimostrato ormai adesso da un po' di anni di essere un giocatore importante. Secondo me come ruolo, come sì, tipo di giocatore che ruolo, può dettare i tempi. secondo me Abbiamo ancora finito. di più Mattia Maita del Benevento. Chiaro. Allora, Ma siamo- anche Prisco, voglio Non dire, è un scherza. giocatore Maita importante, Maurizio però- l'aveva quasi preso, anni sì, fa. Anni fa. Anni fa. Allora, ci dobbiamo fermare, però ci sono ancora un paio di messaggi, Sì. soltanto un paio di messaggi. Sì, guarda, non posso concludere senza aver letto questi 3 messaggi. Un messaggio per il buon Gagliano. Dobbiamo assolutamente sistemare questa cosa, non si può più andare avanti così. Questa trasmissione va allungata di almeno mezz'ora. Concordo, anche perché così Infatti- Gagliano può dormire qui Esattamente. tranquillamente. Il prossimo messaggio. Ha ragione Angelo Patanè. La trasmissione dura troppo poco, siete sempre ricussa. E quindi ci vogliono un pochettino più tranquilli. Concludo con questo messaggio. Ragazzi, siete fantastici. Questo programma dura veramente troppo poco. Fate in modo di allungarlo un po'. Ne parleremo, Ti forse. vogliono molto, Angelo. Se, Come, così? se raddoppiano lo stipendio a Gagliano, probabilmente abbiamo una soluzione per allungare. Intanto fermi tutti, ora c'è la differita di Catania Giuliano. sì. Bravo, State, Alessandro. state comodi sul divano. Per la serie tutti i salmi finiscono in gloria, divertitevi Poi con questa venerdì partita. c'è preview. Ne dice il preview. Noi Domenica torniamo con- iniziamo alle 13:30 su Salernitana Catania. Ma non l'abbiamo detto abbastanza. Diretta Esatto, in è chiaro. vero. Diretta in chiaro su 13:30 Salerno, significa 4 ore di diretta. Fino che alle sono- diretta 17:30. in chiaro anche Benevento Catania. Bellissimo. Perché Giovedì questa alle 20 20:30. diciamo che è una Angelo, bella fatemi notizia. mandare anche un bacio grande ad Orazio. Sì. Quello Era senz'altro. giusto. Con tutto il mio cuore, perché mi legano a lui ricordi, tantissimi ricordi. Comunque un bacio grande ad Orazio, ovviamente alla sua famiglia, e spero che il suo ricordo rimanga veramente indelebile nel tempo, perché meritava e merita tutto il bene del mondo. Con questo messaggio, con questo pensiero di Maurizio ci fermiamo con Corner per questa settimana, che comunque torna puntuale lunedì sera. Va Sì, bene, Patanè? lunedì siamo qua. Grazie Giulia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Grazie a Max Perotto. Grazie a voi. Maurizio Grazie a voi, grazie. Alessandro. Al volo il Catania non tornerà in sede dopo la partita Ah, di te Salerno, lo chiedevano. resterà in Campania in attesa della gara di Benevento. Buonasera Anche a Patanè tutti. rimane No, 4 a noi ci giorni. fanno tornare. Cioè, roba da matti. Non è giusto. Cioè, questa storia. Buonasera. Posso stare 3 giorni in Campania. Stai tranquillo, In Campania, Patanè. non so. Buonanotte, ci fermiamo Buonanotte qui a a lunedì tutti. con Corner.